Check radio. Buona. Radio. Dove siete, Check, ragazzuoli? buono. Buono. Ragazzi, Ehi, mi hanno detto che qualcuno di voi puzza il culo. La verità, c'è scoperto. sì, Oh, mi cazzo. stavo cacando addosso. Salve. Non vi sento. K, Oh, Non la ma sento. in che senso devo rispettare il ragazzo? no, così. Mi sente? Amico un po' di livi. Ok. Non vi sento, non ti Sto sento. arrivando, digli. Raga, ma mi sentite? Ragazzuoli? No, era un mio problema di corde Ah, vocali. ok. Ok, sono Filippo, ero venuto qua per l'auto. Ah, ok, hai fatto l'ordine per caso? No, ma... Un kit? Vuole fare il full kit, intende? Sì. Ok, se vuole entrare in auto può fare... mettersi sul bancone, premere il muscoletto E. Ok. Ma... aspetti, Sì, muscoletto E. Per... Ok. Ok, e poi fa potenza e può fare il full kit. Check. Ah, ok. Ho visto che costa tanto, aspetti. Sì, sì, Perché ho metà soldi in Check. contanti, metà come in vuole. Buono. banca. Posso andare a Buono. depositare? Sì, vi Vai così, aspetto. Va Montanona. bene. Radio, scusa perché era, ma sono stato... Ah, niente, aspetta. Parole tue. Vengo Parole più tardi tue. perché adesso devo chiudere gli occhietti. Va bene. Vengo dopo, Sì, arrivederci, grazie. ciao. Oh, monta, vuoi un po', ragazzi? Che c'è? Sei un pollo. Ma mi venite a prendere il 460 un attimo? Ma vai a cagare. Sto arrivando. Pezzi di merda. 462. Check. Oh, ma ci sta Cocco? No. No, ci sta la banana se vuoi, Tremone. Oh, pizza e merda. No, perché ho visto che mi ha scritto in chat pubblica, però pensavo ci fosse. Oh, Camus, ma dove stai? Ecco un attimo, all'Almeria Italia, da lì. Ah, Babu. Sì, sto arrivando. Ok. Oh, bella Enzo. Ciao, Vale. Illegali sta macchina. Cioè, guarda.
Aia. 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 E niente. Sono legato alla mezza banca. Sì, Camus. Erminio, come lo dà? Salve. Oh, Vito Corleone. Oh, Ah, come? oh. Ma che hai arrivato? Oh, scusami. Ma che ti sei preso? Carro funebre, ti è cattato, Vito? Oh, questa è la Chrysler, Giovanni. Sì, Ma sì, a guarda. noi facciamo tutto. 160.000 euro, c'è 160.000 Fammelo provare, euro. fammelo provare. c'è l'affare, oh. Guarda, prova. Fare l'affare. Va, cammina. Un altro po' stando pure la tua macchina. Vabbè, non proprio, Va a però. dico. cagare, va a cagare. Ma lo conosci? Lo conosci? Ma via, anche se dovesse perdere, rimane sempre la più bella. Ah, Felice? Ah, Ma che dici? Sì. T'ho rimandato. Io è felice, giusto? EP. Niente, non c'è felice. No, EP, non c'è. oh, ma è entrato Big. No, bella living. Oh, Detto Vic, sto vieni un arrivando. attimo. Oi, dimmi. Ma per caso conosci uno che si chiama Erminio? Erminio e poi Lavora Ottone qui. cognome? Non lavora qua. Quindi Ah, o mi fai vedere dove cazzo è sto ragazzo, o se no vado di nuovo in cafeteria e lo faccio volare. Quindi, chiamalo un attimo. È in lavora qua. Chiamalo. Ma non lo so. Sinceramente, forse ho sentito nominare. Oh, che cazzo? Dimmi il numero esatto, per favore. Hai visto? Tre, Oh, ma tu! Mamma mia, per quanto? 4, 6, Ma hai visto quanto cammina? Che Oh. fa? No, Vuole uno. accorciti nei capelli? Ah, 3, 4, Camus. 3. 3. Oh. Non ho capito. Posso andare bello? Ecco. Come si chiama? Erminio. Vito, questa è una macchina seria. Ma quanto l'hai pagata? 8.000 euro. 8 milioni di euro. 380.000. Ma che, ma la mia Wow, 160. Camus, però, Yeah. Salve. Salve. Si chiama Erminio. Non so perché si fa chiamare Erminio, ma si chiama Filippo Turetta qua, in armeria. Ah, sì, l'ho sentito. Ok. Ma non so perché si chiama Erminio. Mo gli faccio qualche domanda. No, perché a me le prese per il culo non va bene. So che vendeva le armi, ma non sapevo che lo facesse dentro l'armeria. Ah, sì. Ma le tue armi, dici? No, vabbè, lui le compra, mi dice, Ah, quindi devo capire. ok. Mi dice che li compra, devo capire un attimo. Devo capire un attimo. Ma tutte le persone che stanno qua sono dell'armeria. Camus, stai un No, attimo lei. parlando. Lei. Lei? Stai parlando? Lei è nuova. Ah, ok, infatti sì, non me la ricordavo. Felice, ci sei? Ah, ok. Beh, piacere, Vito. Piacere Giada. Ah, ok. Eccolo! Eccolo! Oh, Eccolo! sì, Vieni Felice. un attimo, Check vieni un radio, felice, buonasera a tutti. Ciao Felice, io sono triste, c'ho il cazzo rotto, Felice. Buonasera. Vengo subito ad aggiustartelo, baby. Vabbè, Ciao, se tu Felice. hai affarato di che Bella, mi bro. chiama, ok? Va bene. Grazie. A chi cerca? Ragazzo con la maglia viola. Ah, ok, living dici. Ok. Living, bravo. Vabbè, appena esce. Allora vado. Ok. Ciao. Ciao. Poi Gabri, benvenuto. Che si dice? Tutto a posto? Ah, spero di sì, va. Addicted to you. Salutami Giada. Fra, è appena corsa via. Non so dove è l'altra andata, fammi vedere. Là dietro, credo. Ah, l'ho messo là il garage. Ah, no! Questa è Giada? Se questa qua Giada ci sta. Però è un po' pazza con la macchina, va. Mado devo fa 2 milioni velocemente e non so come. No, non è Giada. A posto. Ma allora, devo fare 2 milioni velocemente, non so come fa. Fra, non ho idea, sinceramente.
Cioè, l'idea ce l'ho, però velocemente devi fare appena manetta, compa. Oh, ma dove siete andati tutti e due? Io sto chiudendo. Siamo dentro noi. Andando a mangiare. Tonino, dove sta? E qui ne benzina. Ah, ok, ok. Che cosa vuoi, Oh, signor Vito? dove stai? No, vabbè, non cercavo te. Tu dove stai? Ma come non cercavi me, scusa? Era un altro, dove sta? Mi hai proprio snobbato. Già le cioè. faccio. Sì, ma è mezz'ora che ti sto dicendo dove stai, non rispondi. Sono con un maniaco in auto, non so, mi sta toccando, non so chi è. Ha una brava Faccio parte della non so, SCB. è strano, tutto incappucciato, non so chi sia. Ai 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 ai. SCB, fra. Ma se mi avessi scritto solo SC avrei pensato a un'altra. SCB non ho idea. Devo esserti muy sincero. Ma guarda che macchina. Già le faccio. Sì, Zio Living va a mangiare, torna dopo. Tantissime per fare 2 milioni. Grazie, buon appetito. Oh, bella Ragazzi, Luigi, ci becchiamo più tardi. facciamo il Grazie per l'informazione. Prego. Società Io in Cecina bagno per Varese. favore, vorrei saperlo, grazie. Zio. Ah, bello, giusto, ok, giusto, fra. Con annessa foto. Niente, stavo pensando alla sacca per vabbè, non c'è niente, è vero. Oh, grazie per il raggiungimento dei like, fra, grazie mille. Vabbè, comunque ci sta, voglio dire, non è male. Anche perché se la polizia è molto veloce, credo, spero. Au! Ah! Ma dove siete? Prego. Fuori, fuori. Ma che stai a fa? Vabbè, non ti sento, fra. Grande, Vito, stavo mutato. Sì, mi trovo Ah, benissimo. vuole parlare. Io ho detto si sta un attimo nei pensieri. Ho detto Ah. tutto a posto, giovane, ha fatto così poi. Ah. Peccato. Vabbè. Allora, messicano. Ma guarda che macchina, ma è bomba. Quando l'hai comprata questa? Sempre là, l'americano. La Chrysler. Poi No, dice che io fa so cagare. proprio- Cioè, l'ho pagata un fratello, cazzo. ti posso fra. dire la verità? La verità, Va, la verità. vai. Non mi piace il Buonasera, portabagagli c'è dietro. qualcuno in Il culo città? dietro, il culo dietro è orribile. Vabbè. no. Dobbiamo Dobbiamo mettere mettere l'alettone, qualcosa, per questa Sì, ma non c'è neanche il scansata. full kit, non c'è nulla, raga. Ecco perché è così. Non no. c'è ma quanto ti fa? Questa spinge, Vito, no? Sta Check. schifezza che c'hai tu. Andiamo all'autostrada. Buono. Qualcuno può venire all'auto... Ah, no, niente. Buonasera, Felice. Andiamo all'autostrada, va. Che felice. Buonasera, buonasera. Zio Felice, zio Felice. Quella americana che costa 480k Oh è ragazzi, illegale. era... Però è veramente C'è una cosa Minuti. figa. Sì. No, stanno organizzando Sì, un'altra sì, cosa ti trovi figa come benissimo, ieri. anzi, ci sta. Cosa? Cazzo Credo stanno? sempre il raduno auto e dopo Fight Club su un posto figo. Spettacolo. Ieri che c'è stato? Ieri Gianni si è Guarda, portato a casa però fanno 120k. Che cosa fa? È arrivato primo, abbiamo fatto una gara di sprint con le auto americane. Vai, Va, sono io o sono tu? suona tu, vai. E stasera Vado? questa gara? Quanto ha pagato? 1, 2, 3, via. Ieri era 20 Fra vendo una Lambo e una BMW ti interessa? Che ci C'ho la veleno. Ah, no, quanto va? Cazzo cammina Stasera la credo macchina. che sarà con le giapponesi. Vabbè. No, ho una Lambo veleno. Cioè, già ce l'ho verde, full kit, uso quella sempre in giro. Ora sto provando questa qua, così a caso. Ecco radio. Oh, big. Buono. Dove siete? Ora stenderò la Adesso sto macchina. giocando a Mannata, io sono entrato adesso, sta arrivando la serie. Capito. Oh, comunque, sì, vabbè, in accelerazione, oh, scusami, è più veloce la tua, però questa qua comunque fai 3,15, 3,20. Che hai detto, Vi? Ho detto, comunque in Ah, in big. accelerazione la tua è più veloce.
Sì. È No, solo pure che- fa 3,80 poi. Questa qua è 3,20, 3,30. Ah, vabbè, più lenta, via. Eh Comunque. sì, ma è paga... Ah, non c'ho full kit io, eh. Manco io, via. Se hai speso una barcata di soldi su quella È macchina. una baccata, mo spendi 250.000 o 600, là stiamo, Ma hai speso tutti i soldi miei che ti ho dato. Vabbè, di quali soldi stai parlando, Vito? Niente, Di quali è un prestito che ti ho fatto. soldi? Ah, ecco. Eh, Così poi te li ridò. vabbè. Beh, Vabbè. che dove andiamo? E ritorniamo all'armeria. Vabbè. Vai. Ok. Sono innamorati. No, non so Ma dove sei Problemi di- andato? Problemi di cervello, Vito. Ah, ok, vabbè. Ah, non è malaccio poi spendere 140.000 per sta macchina, è vero che lui, vabbè, ne ha spesi molti di più, però... Cioè, lui avrà speso tipo 600, quindi tipo un sesto delle veloce. Che ne pensi, Gabri? Oddio. Vado via. Sì, Living ha detto che staccava. Non so, poi c'era... Salve. Ah, raga, che dici? c'è una cosa assurda. Che è? No, Dio merda, la devo salvare. Oh, perché? Scusate, mi dissocio la bestemmia. La devo salvare, era senza benzina, no, che palle. Sono andato al distributore, Beh. esco, vado via, arriva una macchina, mi si ferma, rallenta, mi guarda, vado via. A una certa mi sento tipo di una macchina mia un'esplosione. È Capisco se esploso? era un bug. No, non è esploso nulla. Io tipo l'esplosione l'ho sentita su di me. Ah, Non lo so. non lo... Forse è un bug, non lo so. Boh. Non ho idea, sinceramente, ma non ti saprei dire. Guarda se a breve senti che c'è un diavoletto in città. No, vabbè, non ho Ah. idea. Non ho idea, sinceramente. Mm, che... Oh, Ma zio, visto, facciamo un raduno Perché stasera. cammini ho visto. Perché cammini così? Eh? No, era Tonino. così? A posto, se ci sto. Ti va di partecipare? Non ci Roba sono oggi. seria. No, Vito. Ah. Non c'è Ma sei miseria. qui? Come fai a non esserci oggi se sei qui, scusa? Fammene un altro, va. Che c'è, Vito? Non parlo più. Che c'è? Oh. Che hai fatto? Secondo me sta crashando. Il cazzotto talmente forte ho fatto crashare davvero. Sta crashando. Vedo. Ma che... Ma che sto facendo qua davanti, raga? Non ho capito. Oh! Da questo.
Arrivo. Devo andare, raga. Ai campi? No, a fare una scena. Come la scena? Riso e patate. Posso venire? O sta Io dico? la Glielo fase? dico? Glielo Beh, chiedo. se ci sta calmo, su, Big, mi chiede, c'ho qui il messicano, mi ha detto può venire pure lui? No, ha detto no. Io ce l'ho io un mock snack quando c'è tempo. Aspetta, ti metto in radio. No, no, tranquillo. Vai, ci vediamo dopo, Feli. Dopo. Video lo state prendere. Io sto già chittato. Oh, Tony. Oh, verità. No, ho avuto un problema fuori, fra. Ma Ah, ho tu capito. stai staccando? No, Ah, dove stai andando? no, sto qua, vicino all'armeria. Ah, ok, vabbè, io sto fuori dall'armeria. C'è un ragazzo con lo Arrivo. scooter. Vabbè. Felice Landi. Salite. Tony? Che è successo? Dove siete? Cioè, ho avuto un problema qua. Dove siete? Cioè, dove è andato Felice? Ah, boh, ho chiamato Ah. Snake, penso. Ah, ok. Check radio. Ti serve qualcosa? No, lavoro qui. Ah, ok, ok. Oh, sai, non so. Aspetta. Non so, ma secondo me sono andato a fare. Ah, sta da fare qualcosa, dici? Ah, sì. Non so, ho visto delle chiamate da gente. Come? Un po' di chiamate. Aspetta, ma Erminio sei tu? Cosa? Erminio sei tu? No, sono Vic? Vic, ok. Mi hai Ciao. cercato? Ti avevo chiamato molte volte, però alla fine ho risolto erano per i soldi. Ho già chiesto a Living. Ah, ok, vabbè, no, ieri non c'ero, oggi sono Ok, sì. Vabbè, Vabbè, niente, oggi ho chiesto a Living. Intanto Sì, sì. siete, fate insieme voi, Sì, tanto. sì. Differente, ok, ho già chiesto a Living, quindi nulla. Ciao, Va grazie lo bene, stesso. ciao. Aspetta, ho visto un altro che mi chiamava in continuazione. Oh, mi presero in ostaggio. Sì. Però in un negozietto c'erano 2 ostaggi e quindi hanno annullato l'azione. E mi volevano... Sì, mi hanno portato vicino... Vabbè, come faccio a dire? Vabbè, vicino alle industrie, là a destra dalla mappa, sai? Ah, ok, sì. più o meno. Per farmi qualche domanda là, perché poi stavo senza maglia. Ah, ok. E quindi ho detto, ah vabbè, come mai c'hai questi tatuaggi, sa, solito puttanato. Sì. E quindi niente, però poi è finita così. Ah, ok. Ragazzi, c'è Erminio. Sì, no, non c'è. C'è un altro ragazzo dentro. Perché mi serviva Erminio.
Non so se c'è o meno. Ma ti serve qualcosa da qua? Ciao ragazzi, ciao Vito, ciao Poi, ragazzi. ciao. No, lo so, ho bisogno Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Da Erminio ti Mi serve auguro. qualcosa? Eh sì, c'è Ciao, Erminio. raga. No, non credo ci sia, però se lo chiami dovrebbe rispondere. Non so cosa sto chiamando. Scusami. Dimmi. Io Cri. fa un giro, Vito. Dove devo andare? Giù là. Ghost, no. Quella bianca, vestiti bianco. No. Quindi non lo conosce Erminio? Lo conosco perché lavora qui, ma non lo conosco granché. Ah, che mi risponde al telefono. Vabbè, ok. Ai 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 ai. E niente. Ai 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 ai. Mazza che botta, Vabbè. Sono qua. Radio? Buono. Oh, grazie per il like, compare. Oh, sono volato, sono finito dentro il Colosseo. C'è una macchina di merda, tu vivi, ciao. Oh, vedi che è buona quella macchina. Ma che buona. La prima stava in sport. Sta sempre in sport, sì. Ah no, ok, allora io no. Ce ne fa un giretto, quindi. Ah, vabbè, sì, ci sta. Il traffico scheggia sport. Sport. Non gira sta macchina, però. È vero, serio. Però il centrale va piano, bravo. Se no tipo esplodo. Ah, a me servirebbe da mangiare e da bere. Ma la Che è pure a finito me, tutto. pure a me. Ah. Non so chi ci sta, boh. Un po' che stava il culo. Vediamo. Appena arrivato in città? Sì. Sì? Bisogna di qualche tipo di aiuto. Come? Ha bisogno di qualche tipo di aiuto. Guarda, ho appena fatto il documento. Ah, d'accordo. Niente, ero un attimino... Sì, va bene. Buona serata. Grazie. Ciao. Ci sta adesso il paradiso, c'è Don Chad. Vai, andiamo. Ah, va sempre... Oh, che è qua? Tutto dritto. E poi... Vabbè, presto. Aiuto! Mazza, Ah! Oh, meno male che stava... Che culo, che culo! Mazza. Il tipico schiaccio sport. Sì, ma va piano però, guarda. Sotto controllo. Sì, guarda proprio... A rischiare la vita. No, come va?
Sì, ho visto. No, fra, ai. Botta, via. Sfondato tutto, compà. Sfondato tutto. Ammazza. Guarda, non ce la fa neanche più la macchina. Guarda qua, guarda. Ah, ok. Tutto sotto controllo, via. Sì. Come il palo di qualche minuto fa. Qua tipo di frenare. Posso frenare dal casello? Ah, bravo. Mamma. Sto male, sto male. Mi stava per stirare quello là, Sì. Nella seconda guerra mondiale non c'entrava queste cosine qua. Chi è questo? Ma chi sei te con sta faccia da storta? Che sei tu, scusa? Oh oh oh! Salve. Salve, signori. Ciao Vito, ciao Tacco. Posso avere un 10x10 e fai la fattura mia a lui, per piacere? Certamente. Preferisce meno economico, medium No, no, o il più deluxe? caro che c'hai, se puoi pure marcare un po' di più. non Faccio fa la niente, stessa tanto cosa non per... puoi- Check radio, raga. Platinum con Trisbe Aragoste o Aragosta Royale. Raga? Invece Ragazzi. 10 sono 9.009. Guarda, no, Eh? no. No, Sì, quelli sono paga là. piatti stella, Mamma quelli mia. proprio luxury. Proviamolo. va. Lo Savage. Ok. Prego. Signore? Mi sente? Sì, sì. Quanti 10x10 Beh, faccio? no, a Faccio Savage due, ne non faccio ci uno. sono solo io, c'è No, anche no, Anderson, fallo a me. ora Ok. e poi io pure ritorno. Sì, sì. Poi ma Pig, sì. Senza radio, gentilmente. Grazie. ok. Io e mio fratello siamo uguali. Mi piace, ma... Lui è Hitler, fratello. Aspetta poi. Scusa, chi è tuo fratello? Cosa c'è? Che non ho capito. Chi è tuo fratello? 10 di acqua. Quello di Ero. Acqua o Coca-Cola preferisce? Posto, pagata. Come? Un po' di pesce al posto. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. No, magna. Bah, vabbè. Quello che soldato, non scappi via. Posto. Andiamo morto. Facciamo il panna. Oh, mica sono arrivati prima, mi ha detto, con questo baffo tu mi sembri... Oh. Signore con, signore con l'H. Ai. Signor H. Allora, 10 di Coca-Cola. Mi dissocio, ragazzi, perché mi ascoltate. Ecco qui. E un momento Grazie. solo. Omaggino con i menu deluxe. Grazie. Cioè con i menu platinum. Non lo so, questo menu platino mi sembra molto il menu deluxe. No, no, il menu platinum Aragosta. è il top del top. Tanta roba l'ara questa. L'aragosta è il miglior piatto che c'è in città. Ma questo Io, qua raga, vado non ha mi è pagato anche uscito per un po' di me? spagnolo. Ah, ma sono due? Sì, faccia pagare anche Sono il due mio meno, a eh? lui, va. Mamma Vito, come stai? Ma sempre il platinum? Sì, sì, già oh. Figurati. Va bene. Ha sempre mangiato le briciole. Falla tu la fattura, ma intanto prendo le cose. Come il platino. Faccia. Io penso ovunque dove vado, Sempre- dico sempre Sono basta. andato al McDonald's Va. a mangiare. Minchia, non l'ho fatta a vita, madonna. Nah, No. vabbè, dai, non ti preoccupare, va. Almeno non dice questo qua che sono uno scorzo. Non mi ricordo. 10 sempre di acqua o Coca-Cola preferisci? signore? Acqua. Stieni in forma, Vito. Certo. Pagate la fattura. Allora. Solo un momento, un omaggino anche a lei. Ma qui avete le sigarette come l'IPDP? Signore? Non ci sono Io più ne le sigarette. avevo ok, pagato, solo avevo fatto sigari. la fattura con Vabbè, il collega dai. suo, no, sono non da ci sono prelevare i più soldi. sigarette da comprare Gliela in pago città. subito. Ai, Ha solo Ah, 10 di perfetto. cibo. Era 10 di cibo, ok. Ah, Sì. già... Ho pagato già adesso. Grazie detto, mille, signor Mici. Perfetto. Grazie. Ah sì, Ma- ce l'avevo io Ah, vabbè, in perfetto. tasca da darglielo. Ho pagato la fattura. Ah, buono. Vedi? Ecco qui. Grazie mille, buona la giornata. paghetta la Buona mangio. giornata. Mai un amico che offre qualcosa. Wow, Vito, sta sembrando a mangiare il McDonald's.
Brutta. Vede, Non la essere ragosta fatto è dire, buona, Vito, Guarda, questo è buono. Aspetta, un bicchierino di champagne. Con un bel piatto sazia al top e dura anche Ah, un buono, bel po' di buono, giorni. veramente buono. Vabbè, io comunque Ne vale la pena, ne prendo vale la sempre pena. Deluxe, Luxury o Premium, quello che vuoi, eh. Ma Vito, mi è seguito a cartare il panino a 200. È vero, è vero. Ho dovuto e sono stato anche vittima di, come dire, Frodi. di una rapina, va. Di una rapina e di essere anche ostaggio Oddio. di qualcuno. No, veramente è difficile Oddio, per un sta panino. vita. Serio, serio. Panino. Vabbè, per fortuna che poi è finita nel migliore dei mondi. Per fortuna. Adesso. Adesso si sta gustando una bella ragosta, hai visto Sì, com'è? dai. Che svolta della vita. È vero. Vabbè. Vabbè, dai. Ragosta e champagne, il top. Serio, serio. Non come questo qua. Ma no, te lo rifaccio a vita, va. Che non mi hai pagato niente. No, questa volta sono stato io che ho gettato in bulsa e ho mandato subito. Ha fatto bene, c'ha 10.000 risparmiati. Grande. Infatti. Grande, esatto. Li accollo tutti quanti. Vabbè, grazie mille ragazzi. Grazie a voi, signori. Ciao ciao. Buona Ciao, continuazione. ciao, Taco. Vai piano, Vito. Non ce la fa a camminare. E per la ragosta è quello. Arriva un'altra vagola. Guarda, guarda. Ma quanto è lento. Paparam, paparam, pam. Andiamo macchina, Vito. Cambiamo? Sì, dai. Vabbè. Qualcuno che almeno riesca a sterzare o a girare, va. Non si chiede troppo. La prendo io? Ah, ma la prendo io. L'unica che ho decente. Check radio, raga, mi avete abbandonato in mezzo alla strada. No, pensavo fossi uscito, aspetta, te pio. Sono a 460. Vedi come fuma la macchina, Vito. Infatti. Devo far controllare il motore. Sì. No, è dentro una casa. Cintura, eh? Arrivo. Ah, ok. Check radio. Buono. Fatta l'azione? Landy, hai rifatto la scenetta? Vito, mi devo portare al Aiuto, ghetto, aiuto. Ah, sì. Morto. Esco da cena. Babbo. Landy? Dove chiede? Grazie, Vito. Vabbè, ci becchiamo tagos. Ci vediamo dopo pranzo, dopo cena se ci sei. Forse, non lo so, forse più tardi. Va bene. Ciao, ciao, Ok, Vito. ciao ciao. Guarda Diego. Questo IPRP previo solo quality. Bella, brava. Pregio asterisco. Sì, tranquillo.
Check radio. Non c'è. Pablito. Check radio. Buono. Ciao belli. Devo andare in doccia, ciao. Ciao bravo. Ciao, grazie di essere passato. E niente. Qualcuno che può dare armi gentilmente. Cos'è che vuoi? Qualcuno che può dare armi gentilmente. Ma chi è? Che cosa hai fatto per aver perso l'arma? Lasciamo perdere, la devo pagare comunque. Ora vieni a pagare nell'armeria. Sto arrivando. Sto scherzando, paga loro, fratello. Salve. Ma è di nuovo pellatone? Sì, Antonio, lasciamo perdere per piacere, prima che spacco tutto a metà. Ti sei fatto di nuovo via l'arma? Tanto che cazzo hai fatto il microfono, Dio cane? No, lasciamo perdere. No, mi dissocio. Perché cosa hai detto? Pam pam pam. Living, ma che cazzo dici? Cosa ho detto, ragazzi? Vabbè, niente, però. Sì, un attimo che ho avuto un problemino con un ragazzo in moto. Armeria aperta, ragazzi. Io sono chiuso, mi spiace. Comunque io ce l'ho il numero di Erminio Compà, se non l'hai trovato. Living? Ho detto ce l'ho il numero di Erminio. So chi è, ragazzi, so chi è. Ho capito chi è. Il tizio quello che lavora da te. Eh? Quello che lavora da te, lui è. Ma chi sei tu? Aspetta. Oh, so Vito, guarda. Ah, Vito, l'hai capito chi è? Sì, io ho capito chi è. Sì. Sì, mo gli faccio il culo, al ragazzo. Ma io che cazzo è successo? Niente, raga, c'è un ragazzo da me in armeria che vende pistole sotto banco, ma devo capire un attimo se sono mie o sono sue. Devo capire un Stai in attimo. mafia? Lo prendo, in tutti e due i casi comunque gli devi rompere il culo, perdonami, cioè... Bravo. No, vabbè, sono due... no. Perdonatemi. Tiro. Se sono mie è un conto, allora, se non sono mie è un conto, lui può Lavora farlo qua ma in fuori officina. dall'armeria. Fra, appunto. Appunto. Cioè, in tutti e due i modi sbaglia. Esatto, ma allora, ti ripeto, dentro l'armeria non può farlo, fuori può fare il cazzo che vuole, basta che non siano mie le armi. Se sono mie, se sono mie basta che le compra, appunto. Cioè le compra e poi fai che cazzo vuole. Ovviamente. E ti dico, per il momento mi sembra tutto in regola, perché ho visto Che dall'ordine armeria? che avevo fatto, a quante pistole hanno vendute, tutto no, sono in io regola. lavoro Quindi qua fino a quel punto all'officina. non ha rubato L'armeria- niente l'armeria. l'armeria Devo solo Italia, capire sta perché le avendo vende dentro dipendente, l'armeria. un po'. Vedi, E magari quindi, sfrutta la tua boh, immagine. dobbiamo Senti, ma a vedere. proposito di armi e armeria, ma se vengo da te me la vendi un'arma al fly? Un'alarma? Un'arma al fly? Non ho capito un cazzo perché è laggato, fratello. Un'arma al fly? Certo. Sei Nico, giusto? Ah no, No sei di Vito quelli Nico, in chi sei? radio. Nico, il pelato. Ah, Nico, allora no, comprerà tramite loro. Però mi pare brutto, è la seconda volta in un'ora, tipo. E allora, se loro dicono di no, vieni da me, ma no, io finché non mi dicono loro che posso fare queste cose a voi, io non faccio niente. Capito cosa voglio dire, no? Cioè, un rispetto verso... è un Non preoccupi, Bella per living, fra, grande. Bella, mo. Oh, fra, se ti serve l'arma, cioè, 30k te la do, non è un problema. E anche se la perdi... Però ho capito, ogni sono ora- un coglione, un po' la città, un po' io, pare brutto, hai capito? Ho capito che la pago, però... Anche se la perdi ogni 30 minuti non mi interessa. Vabbè, dimmi dove stai, quanto ti devo, 30 o 40, non mi ricordo. 30, fra, sto 30, all'officina. Ok, vado a prelevare il flyer. Vabbè, figurati. Oh.
Bella macchinina, oh. Solo perché il mod non mi ha voluto dare ragione. Ma va tranquillo, fra, quando vuoi. Vuoi sapere se ho tanti in banca? Ho tanti in banca? Ti dirò. No, ho mezzo milione solo. Ho mezzo milione perché gli altri milioni me li sono mangiati su questa qua. Vito, Uè, chi è? devo fare una rapina con la macchina mia, me la sistemi? Macchina tua? Va, va. E se c'è pure una band, mi fai un favore. Ah, figurati, tieni. Ando. Tu c'hai Allora. tutto. Sì, ma va. Questa è per te. Tornando all'officina. Ma sta bene la macchina. È che il vetro, visto che è scassato. Ah, sì, ok. E poi ha preso un po' di botte, però non va più forte. Questa qua, i 440 li prendi subito, se è proprio bella precisa. Ma qua i vetri neri, se no te la pulisco. Sì. Ma Big? Scusa, se la pulisci si levano i veterinari? No, no. Se non ce li hai, può darsi pure che si vede. A posto. Bello. Ah, no, tu non la vedi forse? Devi salire. Un attimo, fra. Ok. A Ciao. posto. Ciao, ciao, fra. Quanto mi dai un passaggio all'armeria? Giusto? Bella tu. Oh, bello. Bello mio, come stai? Tutto a posto, va. Ce Check. l'hai qua? Aspetta, chi sei tu? Perdonami. Vito, so Vito. Vitec. Oh, ciao Vito, quanto tempo? Tutto a posto? Sì, sì. Boh. Sono per bene, sto. Aspetta, va. Tieni questa. Tieni questi. E questi sono miei. No, a posto. Gentilissimo Vito, veramente Figurati. grazie. Grazie a te. Ciao, Se ti bello, serve ci vediamo. qualcosa, però non ti preoccupare, cioè, a parte se non trovi altro modo di trovare armi senza pagarle, ma se devi pagare di più, a questo punto prendile qua. Vabbè, normale, però. La Vabbè. family con me. Ah, ok. Ciao, bello. Ciao ciao. Allora. Qualcuno per... Vediamo questo se è disponibile. Niente, andiamo con la mia. va. Aiuto. Cazzo di freno che assurdo. Check radio. Buono. Buono. Corra, vieni al bunker. Sì?
Ragazzi, c'è un problema grosso. Dove stai? Quale? Frate. Frate. Dove sei? Sono passato a voi nell'armeria tua e non ci sei. Dove sei? Sto cittando. Ma? Sorridi, fra, dove sei? Meno ecstasy, compa. Che? Raga, ma citta, Aldo! Ma che cazzo succede? Dove stai? Siamo al 462, Che? 462. Al 462, venite, vi prego. Aia. Sono 1,30 km, sto arrivando. Aiuto, aia. C'è qualcuno che mi sta portando in braccio, No. Chiamate l'assistenza, per favore. Sì, adesso lo facciamo. Scusa, vediamo se lo prendo io in braccio. Oddio. No, è un problema di qualcosa qui, Perché mi dici che Victor, io ci- guardalo. Sembra i C. Sì, io cerco. Marco. Chiamate l'assistenza, ragazzi. Sì, sono in capo. No, l'ho chiamato, ha fatto non lo prendete in braccio, raga. No, è peggio. No, non prendetemi in braccio. Ma che cazzo è successo? Quindi vieni tipo teletrasportato ovunque. No, praticamente sono salito in macchina, sembrava che... è successo... Sì. Mi ha fatto ridere da morire, Fratello, mi ha fatto pisciare da ridere. Cazzo, io non rido mai. Sto piangendo, fratello. Ma frate, fluttuavi, volavi. Ma ragazzi, c'era uno che mi prendeva in braccio, non so che Sono cazzo io, è. sono io, fratello. No, sono io. no, non tu, prima, mi è successo a me che prima Quando che eri in arrivaste macchina? voi, quando ero in macchina, io sono sceso, qualcuno mi prendeva in braccio. C'è qualche zampino secondo me di qualcuno. Qualche diavoletto, forse. Probabile. E quello mangia, gli frega un cazzo, magna. Ah, vabbè, boh, non lo so, però è strano che... magna, intanto stai mangiando pure tu. Strano. Oh, botta! Ehi! Ma fai il cazzo, tu. Scusa, ma è solo con lui? Vediamo se ti prendo anche te. No, vabbè, ma solo lui forse. Prova a prendere lui. Niente. Siete ancora lì? Ancora io. Sì, sì. Big? Guarda! Ma ti muovi un Big? sacco, ecco perché. Qual era il civico 4? 462. Prendilo tu, vedi? Raga, ma avete letto su applicativo? Big? Sì, vedi. In che senso applicativo Big? Quello che ha scritto, una riunione importantissima giovedì, urgentissima. Check. Buono, comunque sì, ho appena visto.
Marco, vieni qua a spammare. Vado a un caffè perché a me questa cosa non mi piace. No, fratello, sono Ma già io, giochi sono già dal io un pad? caffè per te, tranquillo. No, ma devo venire Dici che poi gliela vediamo. Tranquillo, gli faccio vedere io la stream da me. Dai, gli dai a parte, no, gli dici se può venire in città? Certo, certo. Sì, sì. Uè, fratello. Che cazzo Scendi è la macchina, successo? scendi la Perché macchina. stavi morendo? Scendi la macchina. Prendi sto ragazzo in braccio. Poi col sigaro in bocca. Sì. Prendilo in braccio. Raga, guardatelo tutti. Dimmi quando lo aspetti. Raga, cambiate radio. Vai, cammina. Era 99, Sì, Giochi 99. da pad, sì, fra. No. Sì, gioco da pad. Sinceramente non mi va di giocare. Comunque sto qua secondo me fa crashare il server. Cioè mi fa laggare un sacco quando si muove. No. Come metti la radio e i comandi? Come metti l'area di comandi? Allora, se tu intendi comandi tipo... Poi mi ha parlato. Palla o... quello là, come cavolo si chiama? Palla, sì, quella roba là, no? Allora, c'ho il pad Elite dell'Xbox con i tasti dietro, ho 4 tasti, no? E quindi 4 tasti ne ho 2 salvati. E poi di qua l'inventario, però non so perché. Mi sta lasciando un sacco quando vengo qua. Invece se intendi altri comandi non lo so. La radio invece ho per parlare il tasto destro, freccia destra, quindi clicco quel tasto e parlo. Mentre per aprire e chiudere, vabbè, quello là con un bottone da tastiera la metto una volta e mi resta quello, voglio dire, non è che cambio sempre radio, capito? Quindi non mi trovo così malaccio. Altri tasti invece li ho personalizzati, tipo per aprire il garage uso il tasto per guardare dietro, insomma questa roba qua. Non mi è rimasta sta scritta di merda qua, non so quando lo sistemeranno. E quindi ora per farla togliere devo andare a un garage. Tu invece usi la tastiera immagino, giusto? Fra? Ma dove era il garage? Qua. Anche perché sparare non mi interessa, quindi sì, è comodo. Poi ti dicevo prima vengo... Quanto hai pagato il pad perché ho perso a FIFA l'ho lanciata dalla finestra? Ma come me l'hai lanciato dalla finestra? Ma quello cazzo non parla. Ma quello non parla, no? Allora, praticamente... Ma non mi riesce a giocare con la tastiera. Vabbè sì, con la tastiera è un po' scomodo, è vero. Devi conoscere tutti i tasti a memoria, all'inizio è molto complicato. Quanto l'ho pagato? Se non sbaglio 110. Da Amazon c'era un'offerta, l'ho pagato 90, 80. Lo dicevo, l'Elite, quello che si collega anche col Bluetooth al PC, però gioco con il cavo, sono stati sempre a ricaricarlo. E poi una decina di euro scarsa, i bottoncini dietro, oddio, che botta. E 4 bottoncini dietro per fare questa cosa qua, guarda, per esempio. Come si chiama? Oppure, vabbè, ma non mi fa mettere nessuna persona vicina. Oppure l'inventario, poi ne ho uno vuoto e forse metterò qualcos'altro. Come si chiama? Se cerchi Xbox Elite Pad, una cosa del genere. Elite Series, credo. Lo trovi tranquillamente. Poi è comodo perché ha i tasti personalizzabili, cioè nel senso, non i tasti, scusami. Ha la possibilità di cambiare i bottoni, quindi io posso mettere le cose diverse perché sono magnetici. Posso mettere lo stick, no? Quello che tu fai avanti e dietro, puoi cambiarlo più alto, più basso, più grande, anti-grip, tutta questa roba qua. E i tasti posteriori sono completamente personalizzabili, quindi tu puoi tranquillamente mettere quello che vuoi sempre.
consegnare. E niente. Che botta. Infame se n'è andato. È molto comodo perché io, per esempio, faccio un esempio per me, ho l'elicottero, quindi molto più comodo guidare l'elicottero con il pad e non con la tastiera. E con la tastiera fai semplicemente su e giù, insomma, detto francamente. E niente. Tu stai qua sui PDP anche? Immagino ci siamo beccati qualche volta, però non ho idea se ci siamo beccati o meno. Ma si può giocare da pad? Ma infatti ora non posso giocare. Come ora non puoi giocare, Fra? Che è successo? Hai avuto mezza sanzione? Credo. Per non giocare credo tu abbia avuto una sanzione. Io ci sono su Prato. Io sono nei borghesi. Oh, Fra, tu sei nel borghese. No, Ah, perché no. non ho il pad. Ah no, perché non è il pad. Vabbè, però comunque potresti farlo con la tastiera e provare. Anche perché con la tastiera penso tu sia più forte rispetto a uno che c'ha il pad, no? Perché dico sta cosa. Io ci sono su Prato. Fra, che significa su Prato? Non ho capito. Ma si può giocare da pad? Sì, Jessica e Davide. Fra, sì. Puoi collegare il pad e impostare... Ma NN mi riesce a fare nulla capi. Lo so, Fra, ho capito. Immagino. Sì, vabbè, è molto più complicato. Basta collegare il pad, impostare i tasti predefiniti e riesci a giocare tranquillamente. Oh, Montana! Stai in occhietti? Sì, Fra. Ah, ok. Perché? Che è successo? No, volevo capire quel messaggio. Ah, boh, non lo so sinceramente. Non lo so sinceramente se fa riferimento a che cosa. Può essere la scena che dicevano? Può darsi anche la cena, certo. Oh, grazie per il segui, Fra. Può essere per quello, sì, anche. Ma non abbiamo saputo nulla, quindi penso... Adesso, cioè, che ci dovevano comunque avvisare. Ho sbagliato, volevo dire sul tuo stesso server. Ah, sì, Fra. Avevo immaginato fossi del mio stesso server. Bello. Ci saremo anche con te beccati forse qualche volta, immagino. Non ci sono alle 19:30 alle 21. Il problema è che sto da solo, mi bullizzano a. Come mi bollizzano? Sto da solo, mi bullizzano a. Come mi bollizzano, Fra? Cioè, mi stai dicendo che non hai nessuno con cui giocare? E niente. Nessuno con cui giocare, scusami, intendo che non fai parte di nessuna... Dove andate? Oh, Big squad. Dove andate? Siamo a A risolvere fare due le cose. ciambelle. A fare le ciambelle. Vengo anche io. Aspetta, ma là chi c'è, raga? Là... Si mi rompono le Vai a destra, scatole. vai a destra. No, là, a destra. Sinistra. La finanza. Ai, qui non si pagano le tasse. La finanza. Salve. 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 Non ho mai visto tutti questi finanzieri insieme. Salve, potremmo parlare un attimo in ufficio? No, ma non è nostro. Ah, non è Stiamo, nostro. Mi dispiace. stiamo Conosci aspettando Ciro pure e noi che Nicolà? apra, a dire il vero. Stiamo aspettando che apra, ma non c'è mai nessuno. Mi pare è arrivato un ragazzo, no? Vediamo. Forse Sì, sì. sì. Eccomi. Conosci Ciro e Nicolas? Fra, Aspetto fuori io in caso. Vabbè. non lo so se intendi gli stessi Ciro e Nicolas, perché c'è un sacco di gente che si chiama Ciro e Nicolas. Monta, che devi fare? Compra a casa?
No. E che cosa? Ah, il tizio Volevo è quello farmi che stava prima. Sì, Aldo, È quello che stava... Dove è andato lì? Vabbè, lasciamo stare. Torniamo più tardi. Ah, adesso male. Perché? C'ho l'influenza, mo. No. Peccato. Ma qua non lavora nessuno. E niente. Ma qui hanno messo le macchine nuove? Boh. Non lo sapremo mai. Ah, c'era Nicolas, mi dici chi sono? Tu intendi che hai beccati ora, non lo so. Scusa, deviate. Sai chi non c'è mai in città? Oh, il banco dei pegni. Il banco dei pegni, non ci sta mai. La casa ideale è per poco vecchiamo. Centro scommesse l'avevano aperto, poi l'hanno chiuso. Questo qua, il comune di Cosenza. Ci lavorava ma non c'è nessuno. Puttana! Bravo, frate. A dormista, bravo. Fanno parte di una gang No, che no. come macchina hanno quel Mercedes, sembra un Gile qualcosa del genere. Ma Mollica senza ha chiuso? Ah, aiuto. Non lo so, ho Con, lavorato con i 3 giorni, con ma... Bit. Non Ma ho c'è becco- ancora la finanza? Ci stanno? C'è ancora la finanza? Fuori, guarda su la casa ideale, guarda. Ieri che arriviamo, guarda. Ai. No, boh, vabbè, comunque siamo Stipali. arrivati. No, sono dentro l'ufficio. Siamo arrivati comunque. Non correre vitte, sennò ti scassano le scatole. Sì. La finanza. Ma la finanza sta dentro. Se non troviamo il mangiare che è. Cazzo me ne frega. Aiuto. Ora mi fermo qua. Tanto credo stiano ancora là, vedi, impegnati. Devono parte di una gang Ma, che c'è- come... ma scusa, la Brabus nostra è lì aperta. Chi ce l'ha era... Dove sta la Brabus? Ah no, sta là. Intendi questa qua? Questa Mercedes? Sta Brabus? Ma... Ce l'avrà lui, penso. Living? E niente. Living? No, E Alex. niente. Sì, è living. Sì. SI. Ok, questo qua è Brabus Import. Mercedes Brabus, non è il Gelè. Sì, vabbè, un po' somiglia, vero? Probabile, compà. Probabile siano ragazzi che conosco. Se stanno qua, significa che c'è brava gente, non come sto pollo qua. Ma come cazzo devo permettere, mo? Che cazzo picchi? E niente. No, spero di non star a crashare, va. Ma non credo. Ah, ecco. Perde autodromo Colosseo. Guarda che figo che è questo.
Che giovancello, compare. Molto giovane e poco ello. Beh, sì, dai. Che avevi fatto oggi? E solo loro mi hanno Parli un con po' me? aiutato, il resto cerca di ammazzarti. Come? Parli con me? Sì, sì, che hai fatto qualcosa? Frate, ma che cosa posso fare io, frate? Che ne so? Comunque ora mi collego. Va bene. Oh, Fra, ca- va bene. Cenetta. Solo Non lo loro so, mi hanno aiutato un non sono po'. scomparsi da una ventina di minuti. Fra, sì, in realtà la maggior parte cercavo di rapirti per fare la rapina o di rapirti per ucciderti. O Mezz'oretta. per E in farti più del hai male. letto il messaggio di Big su applicativo? Comunque ora mi collego. Bella, Sì, fra. sì. Vabbè, immagino tu sai qualcosa. Ma è ovvio. Ma cazzo di cosa dici? Zai, ma che è successo? Non lo sai? Mi sto dando un pugno nella bocca. Questo so, guarda qua. Ecco qua, questo è successo. Bastardo. Non mi avrai mai, non mi avrai mai, non mi avrai mai. Sono maestro di parkour. Devo procurarmi un'arma, sai dove? La tua macchina di merda. Non mi avrai mai. Devo procurarmi un'arma, sai dove? Fra, sì, so dove, solo che costa un bordello. Cioè, nel senso... armeria, se non c'è fatto d'armi. Questa è la tua? No, facciamo un po' di content. Facciamo qualcosa. Perché mi picchi? No, è così, per curiosità, per vedere... Cioè, questo si era comprato sta macchina, io ho full kittata. Voglio comprarmi una mazza a baseball, andiamo. Andiamo. Ma perché Dove sta si macchina? compra? Abbiamo la nostra. All'armeria. Fino a 170 k cielo. Fra, sta a 45 la pistola se vuoi. Pingami nel GPS dell'Armeria Italia. Ma come non ci sta nessuno Aspetta un qua? attimo, aspetta un attimo. Com'è la situazione là sopra? Si vede bene? Oh, sì, oh. Tra l'162 e l'165. Quando a vedere un boss, dopo ti devo dire una cosa. Per il fatto che ti hai mannato. Ciao. Antoniello. Salve. Ciao. Salve. Riesci a venire qua? Che succede, Antoniello? Ma sì. Possiamo venire pure noi o no? Casomai entro, magari mi puoi dare un aiuto e ti Riuscite a venire spiegherò tutti, bene se venite non tutti. disturbo. Tra 162 e 165. Mascherati? Arriviamo. No. Niente. Niente, Allora, vengo pure io, vengo salve pure io. signori, salve. Tu da stare muto. Salve. Ma quando ti salve. chiamo rispondi però. Bravo. Ma se ti ho vedi, risposto e ti ho risposto e ho detto niente, Dove dobbiamo venire, dobbiamo puccogna e niente. 162 e 165, dove stanno quelle case? Io avevo problemi in città. Tu hai problemi in testa, dammi una mazza da baseball, prima ti spacco la testa. vuoi non fare l'aggressivo? Dammi i soldi, vieni qua. Spaccati la mazza in testa. Oh, vuoi prendere la macchina decente, compa. Dammi Arriviamo. Ah, comunque Sandra, Dica. guarda. Sotto il tuo suggerimento. E niente. Muoviti, Pit, muoviti, vai a prendere la roba. Vado. Sì, ciao. E niente. Che macchina di merda che è questa. Ma dov'è l'162? Sicilia qua. Un attimo, proviamo. Fammi cambiare. Aspetta. No!
No, funziona. Funziona bene, eh. Posso dire che funziona. Io c'ero. Direi funziona. Io c'ero. Cazzo hai combinato? No, sto provando con il mio caro amico. Un attimo che... Mamma, fra. Buono. Un attimo, devo fare la scena, scusate. Ma la smetti di dire sta roba? Un attimo. Devo far finta che sto male. No! Perché? Un attimo. Non avevo capito fosse lui, va. Ciccio. Check. Un attimo. Buono. Ma non risponde. No, non risponde. Ma signorina, scusi, ma lei non sta... Scusi, signorina. Scusi, ma dove sta? La pancia, era la pancia. Non era proprio la pancia, se posso dire la mia, eh. La prego, Croce Rossa, davanti al 643 all'armeria, prego. Fate presto. Fate presto, il 643 davanti all'armeria, la prego. 643 davanti all'armeria. Dovete volare. Sì, Lo grazie. stiamo perdendo. Ok, a posto, stanno arrivando, ragazzi. Ok, ottimo. Aspetta un attimo, mi metto il culo in faccia, ora scusa, aspetta. Ti è qua, ci. Ti è, qui a sto culetto peloso, ti è. Ragazzi, sono all'162, voi dove siete? Devi venire nelle case tra 162 e 165. Muoviti. L'elicottero. Altruist Camp si chiama. Il campo dei pazzi, là, dei carnivori. Dove dobbiamo venire? 8. Ma che è italiano? Sì, Altruist Alessandra, ma lei sa Camp tra contare? 162 e 165, raga. Sì, ho imparato da poco. Ok, sono a buona strada, eh. Vabbè, lui. 5. 4. Dai. Come 4 2? Mi scusi, mi sto confondendo, che numero siamo? Ambo. 80. 27. 14, 80, ok. 47. Le sa tutte. Facciamo i signorina, campi da sa tutte. calcio. No. Corro a fare Comunque la io roba, credo poi- gli stai sfondando lo sterno, eh. Da quanto è che glielo Poi devo andare a presti? mangiare. Mi sto cagato. E poi forse torno, va. Comunque, signora Sandra, noi personalmente non ci siamo mai presentati. Se la smette di sfondargli lo sterno del mio caro amico, ci potremmo presentare. Arrivo. Niente. Come arriva? Come? Ragazzi, Mi devo fa paura. scappare, scusate. Ecco qua, non posso conoscere la signorina Sandra. Arrivederci, è stato un piacere. Sì. Dai, muoviti, Già sto ambulante. venendo. Uè, Oh, che facciamo? stiamo aspettando il medico. E dove Cazzo. sta? Sta arrivando. Ah. Questi soccorsi lo fanno piangere. Dovete entrare dall'altra parte, scendete in Power Game, raga. Ok, muoviamoci però, cazzo. Andiamo in elicottero, facciamo prima. No, dov'è l'162? È sulla montagna, vicino al paese di carnivori, là, sai, capito? Sai dov'è? no? Sì, ma con l'elicottero, scusa, valla a prendere a terra qua al volo. Ma che sei pazzo? Passa uno e mi arresta. Lasciami qua, vengo solo. Come vieni solo? No, frate. Ha sbattuto la testa, mio amico, stiamo aspettando. Quello blu no, che è tipo una tela cadressina in realtà. Qua, signora ambulanza. Medico! Signora ambulanza qui. Medico! Ma che combina? Vabbè, lavori qua? Secondo Ciao, me io Piz. lavoro qua. Vieni all'armeria mia, dai. Ragazzi, che succede? Ciao caro, è caduto. È caduto dalle scale, là. Quanto la fai una torcia? Lo bagnate? Male, ok, non veniamo. Ciao pizzettino, ciao pizzettino. Ciao, pizzettino, ciao amori. pizzettino. Ok, tutto bene, caro? Dai, andiamo. Andiamo, muovitici. Grazie medico, grazie mille. Dai, andiamo con questa, corriamo avanti dannati. Sicuro? Prendi una di quelle là americane. Aspetta, Ma prendo una di andiamo in quelle elicottero, americane. facciamo prima. Oddio. Salve. Oh, dimmi. E niente. Sta prendendo un'auto, mi scusi, aspetta un attimo. Sì, Per favore, non mi faccia... Il tizio ha preso l'auto? No. Aspetta un attimo. Girate a sinistra e scendete. No, chi è che ha preso quell'auto? Io, Andiamo, io. dai, andiamo. Porca troia. Medico! Oh, sei un pazzo, fra! Grazie mille, mi scusi per il disagio. Ci sono. Vai, parti. Stiamo arrivando, raga. Siamo in quel posto lì. Stiamo arrivando in elicottero noi. Civico.
162. Alle casette tra il 615 e... No, scusa, ho sbagliato. Tra l'165 e l'162. Ma con la maschera? No, no, senza maschera. No. Ragazzi, se ci siete giovedì alla riunione, che è molto importante, Sì. L'ho detto che non ci posso essere, raga. L'orario è scomodissimo. Dove stai andando, fra? Per girare le montagne, se no avremmo perso molto più tempo, fidati. Belle ste case che stanno qua, ma costano una barca di soldi. Altruist Camp, è più soldi. Sì, lo so, là al Monte Cilo. No, di fronte. raga. Se venite velocemente vi spiego un po' tutta la situazione, dai. Sì, stiamo Arriviamo, qua, vicino Noi stiamo alla venendo caserma. con l'elicottero. Arriviamo. Abbiamo capito. Sì. Madonna, che connessione che ho oggi. Che schifo. E qua sotto ogni tanto ho sentito gente sparare, non so se c'è qualcuno. Anto! Ehi, Anto! ehi. Mi sentite? Sì, Mi sì, fra, ti sentite? sentiamo. Fra, spero non crashi, fra, perché se crashi qui è un problema. Mare! Questo qua a destra, questo è a destra, questo è a Sì, destra. sì, lo so, a lo terra so. qua. Lo so! Atterrà qui dove sono io, qua nella punta della roccia. Mi sposto. Come cazzo vai, Camus? Hit, fondo della roccia. Va bene, amici, bello se posso. Salve. Oh, Buonasera. Dove siamo? va bene. Buonasera. Buonasera. Raga. Allora, Uè. Buonasera. speriamo che quel giorno saremo di più. Buonasera. Alzo le corde, tanto qua non penso c'è nessuno, mi sentite tutti, giusto? Sì, Più che altro basta. speriamo anche che vada tutto bene. Allora, in pratica ci hanno invitati a fare come mafia, a fare una scorta a delle armi e delle droghe che arriveranno dalla Colombia. Queste droghe arriveranno in Sardegna e noi ci dovremmo far trovare un po' a metà strada tra Sardegna e Roma o nelle coste romane con delle barche. Arriverà sto personaggio, sto colombiano, lo andremo a avvicinare con le barche, quindi saremo tipo 3 barche con 6 persone dotate di AK e altre persone dovranno attendere. Il civico sarà da vedere sulla mappa, dove attraccheremo 566, che è un bel posto dove attraccare e mettere le macchine là. Nel 566 E Big è la spiaggia che abbiamo visto prima, quello lì, quello Sì. degli scogli? Ok. sì, 566. 566, no 556. Ah, 566. Ok. 566 si attraccherà là, aspetteranno altre persone con le macchine dei nostri là, prenderemo ste macchine e saliremo tutto, passeremo da Rebibbia, giriamo vicino Campi dell'SD, faremo tutta quella strada e ci andremo a mettere qua. Arrivati qua ci devono essere altre persone appostate. In pratica trasporteremo, come ho detto, quindi armi e droghe. Non sappiamo, l'unica cosa che non si sa se chi ci aspetterà qua per fare la contrattazione è un amico o un nemico, quindi bisogna semmai sparare. Noi dovremmo arrivare giustamente prima delle... cioè già qua ci deve essere gente, Chi è che quindi arriva? Chi è che arriva? un'altra fazione, un altro boss. Ah, sta arrivando Ci ora? saranno altre persone importanti della città, ci saranno gli angioletti che ci guarderanno, sarà un po' una scena, diciamo, di un film che dobbiamo ricreare. Non si sa se andrà bene o andrà male, quindi dobbiamo essere pronti. Qua ci serve più personale possibile a fare protezione a me e Camus, che arriveremo con la macchina da là. Le macchine della droga si metteranno, ad esempio, una qua e una a destra. I 2 uomini che stanno con me si metteranno uno qua e uno si metterà da questa parte dietro le macchine con gli AK. Io e Camus scenderemo e andremo dritti per dritti qua, dove sempre attenderemo l'arrivo di quest'altra famiglia. Quest'altra famiglia porterà altre droghe e altre armi.
noi dovremmo fare questa contrattazione con questi. Dovremmo prendere minimo 1,5 milioni, massimo 3 milioni. Sotto 1,5 milioni non possiamo chiudere la contrattazione. Una volta fatta la contrattazione, ok, lui ci fa vedere la sua roba, noi ci facciamo vedere la nostra, faremo i prezzi. Quindi, ad esempio, chiudiamo 2,5 milioni, 2 milioni la roba sua. Avremo armi che in città non si sono mai viste, droghe che non ci sono mai viste. A fine di tutta la contrattazione, il nostro guadagno lo dobbiamo scegliere noi, o se vogliamo le armi o se vogliamo le droghe. I soldi non li prendiamo, hai detto, giusto? No, I soldi non li prendiamo. Tutti quelli che faremo questa azione pagherò io un extra di tasca mia, non mi interessa. Ma sta arrivando una macchina? Mi sembrava una bravo. Check, c'è qualcuno qua sotto ancora? Ci sono io, ma non riesco ad entrare, non trovo Deve entrare da dietro, dall'altra parte. Oppure sali nella montagna davanti e voli verso qui. Vabbè, comunque il piano più o meno l'avete capito, giusto? Sì. Ah, non spiega niente, che arrivo. Faremo Già stavo andando, faremo delle prove. Sicuramente ci sarà qualcuno che dovrà essere il comandante della scorta e di tutta la guardia che starà qua. Ci serve più persone, quindi Felice mo che parlerà pure con i suoi se riesce ancora il giorno è da definire. Quando saremo, diciamo che noi diamo la disponibilità, ok, siamo 20 questa sera, in 20 persone ci dobbiamo dividere tutta questa situazione. Quindi il riepilogo con le barche aspettiamo a cosa. Chi comanderà la scorta qua ad esempio chi sta messo sulla torretta là, chi sta messo sul tetto qua, avrete i binocoli e avete AK. Avremo più o meno tutte AK e Uzi, tutti. Ora io domani ordino 10.000 colpi, così da avere almeno 500-600 colpi a testa addosso. Non ci Una dobbiamo domanda. mettere paura. Sì. Gli FDO saranno presenti? Non si sa. Esatto. Non lo possiamo sapere questo. Però chiunque arriva, o se l'importante è che noi il colombiano lo teniamo in vita, perché se muore il colombiano non si possono fare più altri affari. Quindi se il colombiano lo riusciamo a tenere in vita, quindi ad esempio succede una cosa, la scorta che è qua vicino deve prendere il colombiano, tipo pure se lo prende in braccio e lo porta nascosto là dietro. Tutti quelli che stanno qua devono capire da dove arriva la minaccia e si deve neutralizzare. Qualsiasi auto che non è dei nostri, appena arriva al cancello là sotto, perché qua l'entrata per fortuna è solo una. È solo una, quindi da là non deve entrare nessuno. Ma questa parte qua? Sì. Vai. Dalle montagne ci potrebbero sparare. Ma quando vai a letto? Potete ricapitolare un guasti, pochettino? Allora. Un riassunto? Siamo un paio là nell'antenna rossa ci divertiamo. Dipende Qualcuno da se vuole quando mettere siamo, so. Già che siamo di 3, 6, 9, 10 persone siamo qua. E ancora non abbiamo detto a nessuno che è obbligatoria la presenza. Volevo fare una domanda, ma questo posto l'abbiamo scelto, ce l'avete scelto voi? Sì. Questo l'ho scelto io, non è uno dei posti che ci ha dato lui. Lui ci ha dato 3 civici. Vedo spesso che chiedono di fare qui il campo, sai come era prima, no? Quindi non vorrei che poi quando noi, faccio un esempio, scegliamo di farlo in tot giorno. Sì, mica a fare fa un anno sta cosa, mettono campo qua. Ho capito, ma il cambio del campo lo fanno quando vogliono, capito? Visto che lo propongono sempre. L'ultima se diventa stronzata. zona rossa, sicuramente non veniamo qua. Ecco No, perché io non sto capendo niente, potete riassumere un po'. Vai, uno che gli fa un riassunto. Niente, praticamente. Allora, praticamente, vai. Niente, arriverà della roba da prendere tramite barche, portare qua. Ci sarà una contrattazione verso un'altra mafia che faremo, cioè farà qualcuno di noi, ovviamente penso lui o lui, chi ci sarà, insomma. E niente, chiunque arriverà qui dentro o in qualsiasi posto scegliamo di dove fare la contrattazione, spariamo a vista. Sì, però non contro, cioè finché non loro non tirano fuori le armi noi con loro dobbiamo solo contrattarci. Ma loro chi sono? Ha un altro boss. Non sappiamo quanti uomini si porta. Noi qua, chi sarà qua? Deve creare pure una scenetta, macchine parcheggiate bene. Io avevo pensato che Camus
mettere un elicottero dove sbarcheranno le barche, dove prenderemo la roba dalle barche e metterla nei cofani delle auto. Io avevo pensato, però i ragazzi mi hanno detto di no, di far arrivare a Camus con l'elicottero fazione e farlo parcheggiare qua, così lui, una volta che lui è qua, si gestisce tutti gli uomini che stanno qua. Si può fare. Però io credo che sia importante che tu, Camus, e Gianni siate insieme. Invece no, perché se ci arrestano, arrestano No, tanti. no, invece no. Se dividerci alla fine. Tipo tu con l'elicottero se atterreresti qua, secondo te non... Secondo te non è FLRP, tipo esci fuori da RP? No, Non lo so, però Se bisogna parcheggi- vederlo Vabbè, bene è un prima po' di farlo. scomodo, sì, un po' scomodo è. In realtà dovrebbe arrivare qua. No, è tipo- fail, è fail. Dici? Sì, qua sì. Devono essere piani. Allora, una roccia lì andiamo a fare un cambio. Tu come una cosa Sì, pistola e dai, la merda dai. messo qua. Campo da calcio, campo da calcio. Qua si deve fare lo scambio. Guarda che bella scena RP che si fa qua sopra. Qua sì. Possiamo chiedere a loro se possono Ragazzi, farlo. arrivano gli Se sbirri. FLRP, Preparatevi no, tutti il no, paracadute, tanto non si Ma non vede. pensa, alla fine Che le succede, cose raga? Lanciate succedono. di qua, Che direzione succede? garage, da quella parte lì. Noi spareremo gli sbirci, Ci lancieri da me, aiuto. Scappiamo tipo la luperna. Chi è che c'è in città e non è qua da noi? Living in armeria un attimo. Oh, living. Ragazzi, arrivo subito. Basta merce. Siamo tra Che si può l'162 chiamare? e l'165 in queste Porteranno casette. della droga che non si è mai vista in città, hanno detto. delle armi. E delle armi mai viste, quindi ci sarà roba nuova. Potremmo scegliere noi come ricompensa o le armi o le droghe. Io quasi quasi proporrei le droghe, sai? I droghe perché le armi poi le compriamo, dici, giusto? Esatto. I droghe le devo far male. Ma siamo sicuri che queste armi poi sono subito introdotte nel mercato e non ce l'hanno solo le persone Hanno che detto solo che sono calibro 18. Cecchini. Facciamo un cazzo. Fucile a pompa, fucile a pompa, fucile a Armi pompa. modificate come dice in città, ma è Quello sì, visto. però in città alla fine che ci fai con armi, in generale, che ci fai con armi così potenti? Cioè forse è meglio avere subito droghe che non si hanno in città Sì, o onesto. sbaglio? Io sì, pure io punto perché le droghe attirano il potere sì. quando si usano. Cioè droghe più soldi più potere, normale. Le armi neanche in tutte le parti le puoi usare. Ora andremo a mare e vedere quale barco utilizzare. Poi tra l'altro con questa cosa delle droghe lo sapranno già, però potresti già avere tu in primis qualche aggancio in più nel C magari. Capito? Appunto. No? Vabbè, noi sicuramente se riusciamo a fare sta scena sistemata prenderemo sicuramente qualcosa, nel senso che ne faremo altre, quindi prenderemo l'appalto di fare queste cose, faremo altre scene RP. Ma quando sarà? Il giorno lo dobbiamo decidere quando ci saremo più gente possibile. Infatti giovedì Più o faremo meno. la riunione, se riusciamo per lunedì martedì a fare sta cosa non sarebbe male. Io credo che comunque è vero, Big. Cioè, Big, secondo me è Io meglio, non ci sto. meglio la droga, secondo me. Quando è che tu non ci stai? Io da venerdì a lunedì sera non ci sto. Vabbè, martedì ci sta. Se l'abbiamo subito noi almeno la droga potremmo... Ma io ho una domanda da fare, Big. Sì. Siamo l'unica fazione a fare questa scena? Noi saremo quella fazione che prenderà la droga e la porterà qua. L'altra fazione non lo sappiamo. E a lui ha parlato solamente, ci ha detto con un boss. Una Ok, persona, no, per un'altra sapere persona se in mano. potremmo avere l'esclusiva in città sulle varie cose. Perché tanto alla fin fine, cioè, se noi andiamo a pensarci, no? Nel senso, se scegliamo droga o armi, una delle altre si esclude dalla città. Nel senso, se noi prendiamo la droga, le armi potenti non ce ne avrà nessuno. La No, stessa può cosa... essere che l'altra fazione se li prende loro, capito? Sì, perché tu contratti o uno o l'altra, capi? No, lui porterà delle armi e le droghe e ce le deve vendere a noi. E noi la roba nostra la dobbiamo vendere a lui. Quindi ad questa esempio, cosa? che ne so, lui arriva, mi dice cosa hai, io gli dico a disposizione abbiamo portato oggi ad esempio 30k con merini termici, impugnatura e grip, matricola brasa, tutta roba, gli sparo due cazzate. Esatto. Tipo roba militare potente, questa viene direttamente dalla Colombia.
Di qua e di là, ok. Quindi Io faccio eviterei, io eviterei la Colombia perché il colombiano magari ne sa meglio di noi in teoria. Ah, boh, Ma vedi, c'è il rischio che gira male sta contrattazione. potrebbe girare male, ma noi dobbiamo essere tanti, per questo dico cerchiamo di esserci una ventina di persone, che se usciamo 20 k voglio non ti ferma nessuno. Sì, Certo. ma Andy Noi che- eravamo 15-16, con vogliamo ha distrutto. Ma poi ce le possono notare queste armi? Ma chi se non vi preoccupate, valutare cosa? Stiamo facendo una scena full RP, non ci saranno cose strane, raga, non saranno azione, free room, queste cose strane. No, se noi scegliamo le armi, il Chi che futuro te in le città. possono lutare, che c'è? Allora non conviene se noi Se sembri armi, fai un'azione con quell'arma, cosa muori da lì. Certo. E più che altro se te la lootano c'erano altre femme. Sì, meglio la droga, va. Io direi perché le armi no, perché come la K ancora non sono regolamentate, quindi non puoi utilizzare se non pistole Uzi nelle free room. Esatto. Capito? Bravo, a Invece- finire su, poi Se, ti la posso dare manca... la casa. se dobbiamo prenderle per tenerle nell'inventario non ha senso. Bravo, capito? Esatto. I droghe vuoi non vuoi le usi, anzi ci giovano sempre. Che ci vuole a vendere droga? Ma poi è quello che bene o male fa girare un po' il tutto, anche l'importanza della femme, quindi... Oh, siamo prima da prendi avercela. droga e hai preso la città. Vabbè, Tu immagina in città... come questa idea? Vi piace? Vi piacerebbe fare parte della Sì, fine a me mi settimana? piace. Ci sta. Ah, voglio. È la cosa più bella che faccio da quando sono qua Ah, dentro, quindi... L'importante è che già è iniziato, vedi, gli amici già iniziato a vedere qualche posto sistemato. Io Quindi comunque te l'ho detto, io ho guardato quando eravamo solo noi, io ti ho detto, ho guardato l'altro boccione, tra virgolette, lì, perché da casa non si vede bene quando sono sotto da cancello. Invece se qualcuno è postato da boccione, lì è perfetto, perché lì puoi sì, sparare boccione ci vuole. perfetto proprio, lì è proprio perfetto. Oppure 2 persone si possono mettere boccione. Sì, due, tanto, lo spazio è piccolo siamo tanti. Va Considerando bene. pure che ci sono gli Sì, altri. 280. Chi è 280? Come ti chiama? Io? Pelatone. Nicola. Nico. Ah, ti sei rifatto pelare. Per favore, nessuno mi riconosce. Ok, capello di. Comunque, l'ingaggio come funziona? Noi ingaggio non ne dobbiamo fare. Semmai riceverete l'ordine mio, uccidete tutti l'altra fazione. Non sparate a me o a Camus o a colombiano o l'altra persona che ci ha fatto fare questo incontro. Voi, giustamente, chi starà nei paraggi dovrà tenere d'occhio l'altra famiglia. Però aspetta, Senza ma puntarli. la persona con cui abbiamo parlato prima ci sarà qua? Sicuramente lui starà qua. Ma che t'ha mangiato? Devono saperlo però loro a chi non deve sparare dopo. Non lo sappiamo come si mette. Tu è come se stai facendo uno scambio Sì, di droga sì. nella verità. Sì, Uno scambio d'armi. Te lo sei mai visto in film? Ne fare uno scambio Sì, no, d'armi? ma dico... Basta, va. Non lo sappiamo chi troviamo davanti. Come si mette la situazione, se ci vogliono ingulare le armi. Se vediamo che chi Io lo so bene. si vogliono ingulare le armi, noi le dobbiamo distruggere. Chi campa, campa, chi muore, muore. Guardatevi Romanzo Criminale sti giorni. Oh, Scarface. Scarface. Loro dicono se lo facciamo bene uscirà sta scena pure in qualche cosa sistemata, capito? Sì. Se faremo tutto per riso e patate senza uscire fuori dall'RP, come invece posso là fuori, ti metti a fare capire la casa. Se si fa tutto serio, giustamente loro ci clippano, faranno una scena tipo una serie. Dove usciremo la nostra fazione in primis. Va. Con la K, Big, scusami, ma con la K giusto non si corre, non si salta. Vabbè, corre, poi Giusto. corre. Si può Corre, correre poi con la corre. K? C'è, i militari che fanno? Non corre che è un fucile lungo. Ma no, alla K non correte. Non fa le robe. Non puoi fare il Rolex, caga. Rolex, no, sicuramente. Salto, Vabbè, ma se no. ti scappa, Salto se ti si scappa può il ditino, tipo, che Beh, fa la salto rosa. se C'è devi qualcuno? No, andare io a so che è metterti la prima vietato. via. Ah, perché c'è il rischio, cioè, perché il No, ditino... il salto so che è vietato perché essendo un'arma pesante. Ah, sì? No, vabbè. Non so, Facciamo qualcosa? non so, poi se... Noi siamo ancora qua a parlare. Arrivo, raga, che c'è la finanza qui in Armeria. Allora, Arrivi, andiamo. noi siamo... Va bene, ora facciamo una cosa. Ora tutti così come siamo, seguite me che vi porto dove sarà lo sbarco, così lo vedrete.
Sto correndo, arrivo. No, no. Linea 566. 566, ok, ho mandato a fanculo gli sbirri. Ok, ci vediamo lì. Così ti chiudono direttamente, vai. Mitch. Oh raga, non mi dite nulla, ma devo staccare. Va bene, buonanotte. Se vi serve l'elicottero. Bella via. Buonanotte, via. Ciao. Ragazzi, pure io lo chiudo gli occhietti. Tra un'oretta dormo. L'entrata. No, raga, ho preso la macchina di merda, porca puttana. L'entrata, mi raccomando, deve essere quella. Sì, andiamo. Ma dove stiamo andando, raga? Che stiamo facendo? Non ho capito. Linea 566 e poi capisci lì. Ti posso lasciare qua, questo Ok. garage? Sì, dove? Ah, Big. Oh, Possiamo parlare? guardiamo, ora dobbiamo fare delle cose. Vedi qua. Sì, sto arrivando. Abbandonato. Ci vediamo lì. Aspetta che qua è un po' stretto. Era 566. A posto, grazie. A posto. Ciao. Ciao. 566 avete detto, giusto? Sì. Ciao raga, bella.